Shock a San Fiore, il 76enne Fiorenzo Zambon, ex titolare della macelleria del paese, in ospedale con gravi ferite dopo essere stato pestato a sangue da un bandito che voleva rubargli la catenina d'oro, l'anziano aggredito in strada. L'allarme rincari riguarda anche la scuola. Le famiglie trevigiane spenderanno oltre 1.000 euro in più per ogni figlio tra teste e materiale scolastico. Il dato di Federconsumatori, Treviso più cara di Milano. L'RSU chiedono di sospendere la lavorazione nelle ore più calde, i vertici dicono no. 300 operai circa lasciano il turno, non si presentano all'Electrolux di Susegana, l'azienda aveva distribuito angurie in mensa. Stroncato a 61 anni al campo sportivo di Segusino dopo l'allenamento, rugby in lutto per la morte di Alessandro Gerardi, coach dei ragazzi dell'Under 16 a Feltre, aveva allenato anche a Mogliano e al Tarvisium. Insulti e minaccia il personale del centro prenotazione dell'ospedale di Castelfranco, è dovuta intervenire la polizia locale per calmare un 55enne ubriaco. Il direttore Benazzi, episodi sempre più frequenti. Amazon non aprirà il polo Lestiore, l'area riqualificata ora è in vendita e tra i compratori possibili spunta l'ipotesi DHL. In vacanza a Brunico in questi giorni, ieri visita Lampo e in attesa del capo dello Stato alle 3 cime di Lavaredo, anticipato da uno stuolo di militari in divisa in borghese Mattarella, è stato accompagnato in auto fino a rifugio a Auronzo. La decana della Marca è una delle persone più anziane di tutta Italia, festeggia oggi 108 anni nonna Clorinda Bortolanza di Castelfranco, Veneto. Telespettatori di Antena 3, buonasera, ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso e dunque la cronaca in primo piano, perché torniamo subito, come ha fatto nel nostro telegiornale del Veneto Christian Arboit, a San Fior, dove c'è stata questa violenta aggressione al 76enne Fiorenzo Zambon, ex titolare della macelleria del paese, massacrato di botte per una catenina d'oro e del denaro che aveva con sé, una vera e propria aggressione in strada. Allora torniamo subito da Christian Arboit con Nicoletta Rizzetto. Christian. Esattamente come dici Nicola, un'aggressione brutale, una dinamica davvero violenta, scene da arancia meccanica, sono le parole utilizzate anche dal figlio della vittima, Fabrizio, del quale fra poco vi faremo sentire anche le parole. Si trova attualmente in ospedale al capezzale del padre, con lui c'è anche la madre, la moglie di Fiorenzo Zambon. L'aggressione ieri sera all'interno di questo cortile. Zambon stava rientrando dal bar nazionale che è qui a pochissime decine di metri. Ci troviamo, tanto per darti una dimensione, nel cuore, nel centro di San Fior, siamo sul retro del municipio. L'aggressione quindi per poche centinaia di euro all'interno del cortile. Zambon si è trovato il suo aggressore praticamente alle spalle e da lì botte, calci, pugni, l'uomo è caduto a terra e ci sono volute le cure dei sanitari del SUEM 118. Ora si trova in ospedale con un polmone perforato. Si tratta dell'ex titolare di questa macelleria che adesso è portata avanti dal figlio Fabrizio, che per l'appunto si trova in ospedale. Qui con me c'è un caro amico di Fabrizio, Andrea. Diciamo che quello di ieri sera è stato un episodio davvero inaudito. Sì, anche perché non ce l'aspettavamo, perché comunque il papà di Fabrizio, tutta la famiglia, è una famiglia tanto rispettata, rinomata a San Fiore, tanto conosciuta, quindi nessuno si spiega chi possa essere stato. Qua non ci sentiamo più tutelati in questo paese, è uno schifo. Tutte le amministrazioni presenti e passate non hanno fatto altro che ridurre il paese, come vedete, a 1 o 2 negozi, perché per questi motivi qua la gente che merita tutele, le giuste tutele, i giusti aiuti non hanno niente. È una zona poco sicura. Poco sicura, è diventata un paese bruttissimo da 10 anni a sta parte, è una roba. È bruttissimo, brutto. Tu hai sentito poco fa Fabrizio? Sì, l'ho sentito oggi pomeriggio, quando ho saputo la notizia dal nostro amico in comune, gli ho chiesto come stava, mi ha raccontato tutto quanto. Non ci potevi credere? No, non ci credevo. Ci credevo perché ultimamente con la gente che è arrivata qua al nostro paese è difficile da non credere che capitano queste cose qui. Sono rimasto scioccato da cosa è successo a suo papà, perché è una persona del paese, tutti ci conosciamo e alla fine c'è comunque stima e affetto tra tutti quanti.
Grazie Andrea, grazie davvero per questa testimonianza, amico di Fabrizio, figlio appunto di Fiorenzo Zambon. Fiorenzo Zambon, prima dell'aggressione, Nicola, ha percorso queste poche decine di metri che Nicoletta Rizzetto vi sta mostrando. Si trovava nel bar che vedete, il bar nazionale. Bar nazionale dove poco fa abbiamo incontrato anche degli avventori, tra questi il figlioccio di Zambon, il figlioccio della Cresi, ma anche lui sotto shock come buona parte dei residenti qui a San Fior. Ti farei sentire queste voci. Sgomenti, veramente sgomenti, perché una reazione così non era prevista in un paese così piccolo. Trovarsi qualcuno che ti aspetta nel giardino di casa, sì, non è da tutti, insomma, non penso succeda in tutti i paesi. Fiorenzo veniva spesso qui la sera, era un luogo di ritrovo. È conosciuto, molto conosciuto in paese, tutti lo conoscono e tutti penso siano rimasti abbastanza sconvolti. Lo hanno picchiato duro, non ci si può accanire con una persona che ha 80 anni, non è giusto. Su quello che è successo ieri sera, lei conosce? Non pensavo mai. Adesso arrivo. Lei è amico di Fiorenzo? Sì, lo conosco benissimo. Allora non so Nicola se mi senti, qui siamo a ridosso della strada principale, quindi c'è un po' di traffico. Lei conosce molto bene Fiorenzo? Sì, benissimo, ci troviamo a mattina a bere il caffè, poi a sera a bere l'aperitivo, ma qua tranquilli, ma una cosa simile non si immaginava. Assolutamente. Ma lei ieri sera era qui? No, io ero a casa, l'ho sentita questa mattina, mi sono meravigliato perché è un paese tranquillo. Aspettare una persona fuori casa che rientra dal bar, fa 20 metri per andare a casa e si trova le persone che lo aggrediscono è una cosa impossibile, bisogna fare qualcosa, dai. Ecco, grazie per questa sua testimonianza, un agguato vero e proprio, dicevamo Nicola. Fra poco ascolterete anche le parole del figlio Fabrizio. Buonasera, siamo in diretta su Antenna 3, lei preferisce non parlare, non conosce la dinamica. Grazie mille. Allora Nicola, facciamo così, ci ricolleghiamo fra poco, nel frattempo montiamo l'intervista appena realizzata al figlio Fabrizio che si trova appunto dal padre in ospedale, ci aggiorna anche sulle sue condizioni di salute. A te la linea, ci ricolleghiamo fra poco. Perfetto, mi ha anticipato. Allora aspettiamo un attimo di avere pronte le parole del figlio del 76enne e poi ci ricolleghiamo per avere altri aggiornamenti. Insomma, quello che ha colpito, oltre alla brutalità del fatto, è anche davvero che abbia percorso da pochi metri, quindi uno si sente diciamo in sicurezza dal bar a casa pochi metri, e invece c'era qualcuno che lo stava aspettando, e poi quella reazione davvero brutale. Torniamo fra pochissimo, ritorniamo a San Fiore, sentiremo anche, come dicevo, le parole del figlio Fabrizio, anche per sapere come sta il papà. Lasciamo per un attimo la cronaca, c'è però un altro tema importante. Abbiamo parlato di tanti settori gravati dai rincari in queste settimane, a partire dal caro carburante, ma c'è anche un altro elemento che si avvicina perché sta per iniziare la scuola, ed è il caro scuola, sia per quanto riguarda i testi scolastici che per quanto riguarda il materiale scolastico. Federconsumatori ha stimato davvero una nuova impennata di rincari, e nella Marca va peggio che in tutto il Veneto. Sostanzialmente è uno stipendio a famiglia e a figlio per l'acquisto del necessario per la riapertura delle scuole di questo nuovo anno scolastico. Questo sarà l'impatto per molte famiglie in vista appunto della riapertura. Dati che arrivano dal monitoraggio annuale dell'Osservatorio Prezzi Nazionale di Federconsumatori. Un aumento del 4% per i libri e del 6,2% per tutto ciò che riguarda il materiale scolastico. Percentuali che per le famiglie si traducono in più di 1.000 euro a figlio.
circa 600 euro in più per tutto il corredo scolastico e oltre 500 per i libri di testo. Sono degli importi pesantissimi sotto gli occhi di tutti, ai quali poi si aggiungono gli aumenti noti ormai che riguardano i trasporti, anche quello scolastico, e l'acquisto di strumenti tecnologici. Più 2% rispetto al 2022 anche per PC e tablet ormai indispensabili per gli studenti. Dati che vanno ad incidere anche sulle reali possibilità di accesso all'istruzione degli studenti. Non va meglio neppure se consideriamo i valori della Marca. Rispetto alla media nazionale noi ci attestiamo fra i dati più alti, cioè nel nostro territorio gli aumenti sono stati più consistenti rispetto ad altre città prese in considerazione. Sul valore medio rilevato, infatti, il caro scuola a Treviso è più alto rispetto a città come Milano, Palermo e Firenze. Intanto, dal Ministero arrivano alla Regione Veneto 6,3 milioni di euro per aiutare le famiglie in difficoltà. La Regione ha infatti approvato il bando 2023-2024 per la concessione del contributo regionale per la fornitura totale o parziale di libri di testo e contenuti didattici alternativi per alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie. Ma da Federconsumatori il no alla politica dei bonus. Bisogna agire sul lungo periodo. Sono tutte misure che vanno bene, unite anche a quelle dei comuni e quant'altro. Il problema è che siamo di fronte a un ennesimo bonus, ma il problema appunto non è ormai più congiunturale, ma strutturale. E poi ci sono loro, quelli che vendono questi testi che hanno subito dei rincari. Allora sentiamo uno dei librai cosa dice. Caro scuola, ma soprattutto caro libri, che incide non poco sulle spese familiari. Nel panorama complessivo dei rincari a cui sono state sottoposte tra inflazione e aumento del prezzo della benzina, il ritorno a scuola sembra essere un ulteriore peso da sostenere a livello di costi per le famiglie. Stagionalmente si ripropone questo problema delle famiglie e che a mio avviso non è il problema, è uno dei problemi. Sicuramente è un momento in cui si aggiungono anche le spese dei libri, che però dobbiamo anche riflettere sul valore, cosa si va a comprare quando si comprano i libri per i ragazzi, e questo rispecchia purtroppo anche lo stato sociale, il momento della scuola, la crisi della scuola, la crisi della conoscenza in Italia. Dai librai la consapevolezza che l'aumento dei prezzi rende difficile far quadrare i bilanci familiari, ma l'invito è quello di riflettere su cosa si sta comprando. Irrisorio il guadagno delle librerie sui libri di testo. Noi librai guadagniamo pochissimo, soprattutto sulla scolastica. C'è un margine molto basso e invece si è creato questo pensare da parte delle famiglie che il costo è sempre un costo che si può cambiare. Quando arrivano qui mi dicono il prezzo del libro 24, c'è scritto, però mi chiedono sempre ma quanto costa? Quanto costa? 24. Si parla di un guadagno che è compreso tra il 13 e il 18% a libro. Una filiera lunga, quella dei testi, che deve coprire le retribuzioni di moltissimi soggetti. Non solo gli stipendi, quindi, ma anche gli straordinari nel periodo di distribuzione per le scuole e il personale assunto esattamente per l'occasione. Se lei conta cosa può costare a un'attività e poi rivenderlo con quel ricavo e anche metterci lo sconto, il guadagno è nullo. Il guadagno è nullo, abbastanza. E in più la cosa più grave, a mio avviso, è appunto questa svalutazione dell'oggetto libro, la svalutazione di quello che si viene ad acquistare, scolastico, universitario. Non si acquista più qualcosa di valore. Parliamo del caldo adesso, ne abbiamo parlato a lungo in questi giorni, l'ondata di caldo che non si placa, e a soffrire particolarmente, oltre ovviamente agli anziani e alle persone fragili, sono coloro che lavorano nelle fabbriche, gli operai. All'Electrolux di Susegana l'azienda ha distribuito sali minerali e angurie in mensa, ma non basta, hanno detto i lavoratori, che avevano chiesto invece uno stop nelle ore più calde. Non c'è stato questo stop e allora in centinaia hanno disertato, cioè hanno lasciato il posto di lavoro oppure non si sono presentati, ma non si tratta di assenza giustificata. Sentiamo. La fetta d'anguria è gradita perché è buona in questo caso, chiaramente non basta, non è ciò che serve
di fronte a queste calure estreme che stanno colpendo in periodo tra l'altro anche non in genere dove si è già con delle maggiori frescure. Più che una fetta d'angurie e sali ricostituenti distribuiti in mensa, alla dirigenza Electrolux, sindacati e RSU avevano chiesto la possibilità di evitare le ultime 3 ore del turno mattutino tra le 13 e le 16, insomma il momento più torrido della giornata. Richiesta respinta con la conseguenza che alcune centinaia di lavoratori hanno anticipato l'uscita dal turno mattutino o non si sono presentati all'inizio di quello pomeridiano fissato alle 14, una sorta di diserzione comunque consentita dai responsabili della sicurezza che autonomamente hanno decretato condizioni di lavoro impraticabili. Questo significa che non sarà assegnata assenza ingiustificata, ma si apre il capitolo sul pagamento delle ore non lavorate. Si prospetta un braccio di ferro. L'ammutinamento causato dalla calura ha riguardato in particolare gli addetti della parte più vecchia dello stabilimento. Dentro nella fabbrica, nelle linee di montaggio, nei reparti, soprattutto la parte vecchia della fabbrica, le temperature sono davvero elevate, 33-34 gradi, qualche posto anche di più, e con un'umidità che aumenta ulteriormente la fatica e la temperatura percepita. La fabbrica non è climatizzata. E questo può avere delle conseguenze in materia di sicurezza. Soltanto nelle ultime 24 ore si è registrato un infortunio, lo riporta il cartellone elettronico fuori dai cancelli. Un'operaia si è fratturata un piede durante una movimentazione. Lo stress termico è proprio questo, stressa le persone e può produrre della fatica maggiore e anche di attenzione. Ovviamente non sappiamo se sia questo o no il caso, ma di certo non aiuta nella concentrazione, non aiuta nella sicurezza e nella salute dei singoli operai che sono quelli colpiti. Da qui la necessità di nuove misure generali, non solo cassa integrazione, anche alla luce del cambiamento climatico in atto, dice sempre Breda. Intanto, dentro e fuori Electrolux, il salario è più sudato che mai. Fa troppo caldo, sì. Resistiamo e basta. Guarda come sono sudato. Secondo voi? È massa calda. Insomma, la partita è aperta, perché come dicevamo non si tratta di un'assenza ingiustificata, ma bisogna capire poi il pagamento di quelle ore che non sono state fatte. Insomma, è una situazione che si potrà evolvere anche nelle prossime ore se resta questo braccio di ferro sulle ore più calde da lavorare oppure no. La cronaca con il mondo della palla ovale che piange all'improvvisa scomparsa di Alessandro Gerardi, 61 anni, attuale coach dei ragazzi dell'Under 16 del rugby Feltre, ma che nel corso della sua lunga carriera aveva allenato diversi club d'Europa in Francia e Inghilterra e in provincia di Treviso, a Mogliano e al Tarvisium. Gerardi si è accasciato dopo una seduta di allenamento lunedì sera al campo sportivo di Segusino, dove la formazione del Feltre si allenava grazie a un accordo di collaborazione con gli amici della palla ovale di Valdobbiadene e Segusino. Malgrado i tentativi di rianimazione eseguiti dai sanitari del SUEM, il coach non è riuscito a superare la crisi. Originario di Venezia, viveva a Feltre ed è stato proprio il presidente del rugby Feltre, Paolo Aspodello, a comunicare la drammatica notizia. L'unica consolazione, ha scritto il presidente, è sapere che Alessandro ha fatto fino in fondo ciò che più gli piaceva. E adesso gli insulti e le minacce al personale del centro prenotazioni dell'ospedale di Castelfranco. Dovuta intervenire la polizia locale per calmare un 55enne visibilmente ubriaco. Una persona alterata è entrata all'interno del CUP, è molto aggressivo, ha iniziato a urlare e a offendere le persone, sia chi era allo sportello, sia chi ovviamente era là antistante per aspettare appunto di prenotare delle visite, che era in uno stato alterato, pensiamo legato a un uso di alcol inappropriato. Ubriaco, in condizioni igieniche precarie, ha fatto irruzione al centro prenotazioni dell'ospedale di Castelfranco Veneto, insultando e minacciando il personale e i cittadini che stavano attendendo il loro turno, a rendersi protagonista dell'ennesimo episodio di tensione in una struttura sanitaria è stato un 55enne di Riese Pio X. Questo ha comportato ovviamente un po' di paura tra gli astanti, compreso il personale del CUP, anche se poveri sono spesso e volentieri preparati a prendere i improperi dalla gente. Io devo ringraziare la celerità degli agenti della polizia locale, perché come sono stati chiamati sono arrivati subito e hanno sostanzialmente tranquillizzato le persone che erano presenti e soprattutto sono riusciti a rendere innocuo e quindi a calmare la persona che manifestava questa aggressività.
L'uomo aveva nel frattempo imbrattato di sangue e urina l'area del CUP. Il soggetto, già noto alle forze dell'ordine, è stato segnalato ai servizi sociali del suo comune. Al di là del caso specifico, il caldo intenso di questi giorni contribuisce al malessere psicofisico dei soggetti più fragili. Nelle ultime 24 ore sono stati numerosi gli ingressi per malori nei pronto soccorso della Marca. Sono aumentati un po' i casi di accesso ai pronto soccorso, abbiamo avuto 10-12 casi, per fortuna niente di grave, nel senso che sono stati messi in osservazione. La cosa è di tenere sempre presente chi fa una terapia per l'ipertensione, che chiaramente parlare col proprio medico curante o comunque vedere di ridurla sostanzialmente, perché gli episodi di ipotimia, cioè di mancanza di forze, di caduta eccetera, possono avvenire proprio perché utilizziamo la stessa terapia che prendevamo d'inverno e chiaramente con il caldo abbiamo meno bisogno di utilizzare questo farmaco e soprattutto dobbiamo idratarci tanto perché è fondamentale. Vi ricordo che fra poco torniamo a San Fior da Cristian Arboit e Nicoletta Rizzetto per tornare a parlare della violenta aggressione e il pestaggio di Fiorenzo Zamboni, 76enne ex titolare della macelleria del paese, aggredito e pestato a sangue mentre tornava a casa per essere rapinato di una catenina d'oro e di poche centinaia di euro. Prima però il caso del polo Amazon a Treviso, Amazon che decide di non aprire più il polo delle Stiore, già preparato, già pronto, e allora adesso è una struttura nuova che aspetta un compratore e si rincorrono le voci su chi potrebbe essere il compratore di questa zona. Con tutti gli hub che hanno qua in giro, visto anche quello che dovrebbero fare all'uscita dall'autostrada di Meolo, questo era un po' in più. Quindi dopo 2 anni di sì apriamo, ormai ci aspettavamo che non venisse fatta l'operazione. Tutti lo sapevano, ma da ieri è ufficiale. Amazon non aprirà più il polo logistico delle Stiore. Una struttura tutta nuova ma mai entrata in attività, nonostante tutto sia pronto come se si dovesse partire immediatamente. Anche questa mattina infatti impianti accesi al di là delle recinzioni, e se non fosse per la totale assenza di personale, di alcuni bancali ancora imballati e delle insegne non ancora montate, verrebbe da pensare che camion e furgoni dovrebbero arrivare a minuti. E invece probabilmente è proprio la viabilità il motivo principale di ripensamento di Amazon per Treviso. Bene o male era una cosa che comunque si sapeva, per il semplice motivo che già come viabilità avrebbero intasato abbastanza una rotonda che già in certi momenti della giornata è già molto trafficata. Motivo per il quale le attività vicine, mercato ortofrutticolo per primo, non sono per nulla dispiaciute della mancata apertura. A livello di zona sì, sarebbe stato abbastanza difficile gestire il traffico, soprattutto la mattina dalle 7 alle 8 e al pomeriggio alle 5. È già molto trafficata di suo e aver furgoni che vanno su e giù era un po' un problema. Forse ce ne guadagniamo per un discorso di trasporti, quindi le strade restano più sgombre visto che non abbiamo neanche questi spazi enormi, per cui per adesso meglio così, speriamo che arrivi qualcuno che magari sia un po' meno invadente. Che nello specifico, ma si tratta ancora di ipotesi, potrebbe essere il vettore DHL, che attualmente ha un deposito logistico a ridosso dell'aeroporto Canova lungo la Noalese, sede che nel tempo sarebbe diventata troppo stretta per il volume di trasporti raggiunto negli ultimi anni, tanto che dalla dirigenza centrale sarebbe iniziata la ricerca di nuovi spazi. E per strutture ma anche macchinari di gestione dei pacchi nei magazzini, il capannone delle Stiore sarebbe un candidato ideale. Al momento è ancora un'ipotesi agostana, ma che in autunno potrebbe anche già concretizzarsi. Inevitabilmente l'addio del polo Amazon a Treviso ha acceso il dibattito, comunque le reazioni anche a livello politico. In prima edizione questa mattina c'erano, per commentare anche questa notizia, l'assessore al bilancio del Comune di Treviso Riccardo Barbisani e il capogruppo del PD Stefano Pelloni. Sentiamo le loro parole. Resta un rammarico sicuramente, perché le promesse erano state tante e oggi c'è un nuovo vuoto, solo più carino, ma ancora un vuoto all'interno della città di Treviso. Sembrava che ci fosse un interesse pazzesco ad avere quella piattaforma logistica in comune a Treviso, e si parlava di occupazione, invece non si parla più di niente. Amazon è uno dei più grandi player internazionali, è un'azienda privata che fa i propri investimenti
investimenti. L'area non era del comune, non abbiamo dovuto fare nessun atto in consiglio comunale e credo neanche in giunta per la ristrutturazione di quella che era un'area dismessa, un buco nero da tanti anni. Ho visto una riqualificazione dell'area assolutamente importante che ha fatto bene anche alla città, rimarrà vuota, non credo che Amazon avrà problemi a vendere l'immobile, il capannone, insomma. Sta tutto nelle logiche industriali e imprenditoriali di questo grande player della distribuzione. Noi come comune non potevamo né dire di no all'epoca, se non facendo delle moral suasion sull'utilizzo di materiali ecocompatibili, sulla sostenibilità eccetera, ma solo a livello di moral suasion. E se oggi non vogliono aprire, cosa gli diciamo? No, dovete aprire lo stesso. Io penso che questo fatto dica tanto di come è utilizzato il territorio veneto da questi grandi operatori, insomma, in maniera del tutto poco produttiva e casuale. Io mi ricordo in pompa magna gli annunci della riqualificazione: cominceremo, assumeremo un sacco di persone, faremo un sacco di iniziative per la città, a beneficio della città, personale a tempo indeterminato, insomma tantissimi annunci, tantissime belle parole, tantissime promesse che poi dopo in un colpo d'ala si sono perse. E allora questo mi fa insospettire soprattutto per il polo di Roncade, che penso che sia una cosa ben più importante, dell'affidabilità di questi player che trattano le amministrazioni locali, trattano il territorio in cui arrivano come dei giocattolini, aprono una cosa, la chiudono, cementificano, poi dopo se ne vanno, poi vendono, promettono e non rispettano. Allora io penso che le amministrazioni locali farebbero bene a non affidarsi mani e piedi a questi player. Questo è il dibattito sul polo Amazon, pochissimi istanti di pubblicità, poi torniamo a San Fior da Christian Arboit, gli ultimi aggiornamenti sul 76enne aggredito e brutalmente picchiato. Rieccoci allora in diretta, pochissimi istanti come dicevamo, torniamo a San Fior, Christian Arboit, parliamo, per chi si fosse messo in contatto in questo momento con il nostro telegiornale, del 76enne Fiorenzo Zambon, ex titolare della macelleria del paese, che è stato brutalmente picchiato al ritorno dal bar, stava tornando a casa da un bandito ed ora in ospedale in gravi condizioni. Christian. Sì Nicola, ci ritroviamo ancora qui, siamo in piazza Marconi, tra il centro di San Fior, lì c'è il municipio, c'è la chiesa e la strada Pontebano, una strada trafficatissima. È qui che ieri sera si è consumata questa aggressione brutale ai danni del 76enne Zambon. Adesso siamo in grado, fra pochissimi secondi, di farvi sentire l'intervista al figlio, che in questi momenti si trova in ospedale con la madre e moglie appunto di Fiorenzo Zambon. Qui però c'è il signor Mirko, che Fiorenzo conosce molto bene. Senta, non ci potete ancora credere sostanzialmente? No, sono cose che succedono, che sembra che a te non succeda mai, e quando succedono dopo ti rendi conto che anche al tuo paese c'è una situazione un po' difficile da trattare, soprattutto a livello di sorveglianza. Non si può accettare che in un piccolo paese così, per una collana, si sia aggrediti con quella brutalità che ha aggredito il signor Zambon, perché io ho preso la notizia stamattina per telefono da un amico che ero via a lavorare, mi ha detto la situazione quella che era, insomma. Infatti tutti gli amici sono sconvolti, tutti gli amici di questa famiglia. Fiorenzo Zambon è sempre stato attivo, mi corregga se sbaglio, nel volontariato, nel calcio, è un volto molto noto delle zone. Un grande amico, un grande personaggio, e non si meritava quello che gli è accaduto.
Allora, grazie Mirko, se può rimanga un attimo con me. Adesso Nicola l'intervista al figlio Fabrizio, dice delle cose molto interessanti e inquietanti. Non è la prima volta che la famiglia subisce questo genere di aggressioni, di furti, ma mai ovviamente una cosa del genere. Ma vi farei sentire Fabrizio. Adesso sta un po' meglio, sono in ospedale, però ho ancora dei dolori fortissimi perché è stato colpito in parecchi posti dello sterno, gli hanno rotto 6 costole e penso che sia una perforazione al fegato, non so, qualcos'altro. Dunque è un po' impegnativo il discorso. Qui è entrato in casa, no? È entrato dentro proprio la proprietà nostra. Poi ha chiuso, stava per chiudere il cancello e questi rapinatori sono arrivati alle spalle e l'hanno proprio buttato a terra. E da là poi lui ha provato a difendersi, ma è stato troppo veloce, cioè questi qua hanno cominciato a picchiarlo, avevano su dei guanti da motociclisti, tipo quelli con le nocche. Dunque fanno male anche quelli là, sì. Quando si pesta qualcuno, non lo so, lo volevano quasi uccidere, penso. Una roba del genere. Per una collana e 400 euro che aveva in tasca. È una violenza inaudita, brutale. Lei come si è spiegato? Oh, guardi, per me adesso qua c'è poco da fare, qua sto diventando un po' pericoloso vivere nelle nostre zone qua, che prima invece non era così. Dunque adesso non so. Ma erano già accaduti fatti analoghi a suo papà? Sì, hanno tentato ancora di rapinarci più di una volta. Non è in 3 mesi 3 volte. E adesso c'è stata l'aggressione, dunque vuol dire che c'è un problema. Ecco, un grande problema perché lo avete sentito dalle parole del signor Fabrizio Zambon, 3 episodi ladreschi, chiamiamoli così, delinquenziali in 3 mesi e le domande in qualche modo si sprecano. C'era qualcuno che seguiva Zambon, è stata diciamo così, un episodio casuale di una serata, quindi magari l'uomo è stato intercettato o c'era qualcuno che seguiva Zambon, che conosceva le sue abitudini? Lei, signor Mirko, che idea si è fatto su questo? Ma mi sembra che qua siamo un po' seguiti un po' dappertutto, perché tra furti nelle case, furti nei negozi e di vario genere è difficile un po' vivere in queste condizioni. Ma ne sono tanti in zona? Sì, si sente tra Conegliano, Castello Roganzuolo, Godega. Purtroppo si ripetono spesso, ma quello che dico io, sai, è inutile prendere il ladro e poi lasciarlo fuori dopo una settimana. Bisogna costruire qualche carcere in più e tenerlo dentro che paghi il suo conto. Grazie signor Mirko, grazie davvero. Ultimissimo aggiornamento, Nicola, ho parlato poco fa con il sindaco Maset che oggi non è qui in paese, è in continuo contatto con i carabinieri. Inizialmente la polizia locale aveva messo a disposizione anche le immagini delle videocamere, ma questa zona, questa è la notizia, non sarebbe coperta dalla videosorveglianza pubblica, quindi ci sarebbe un cono d'ombra, chiamiamolo così, che avvolge questo tratto di piazza Marconi, quindi le telecamere della videosorveglianza pubblica non coprono, stando alle parole che mi ha riferito il sindaco Maset, questa zona, quindi magari questo renderà più difficili le indagini, calcolando che quest'uomo appunto ha agito, lo avete sentito dalle parole del signor Fabrizio, travisato, non solo quindi con dei guanti da moto che hanno fatto ancora più male, ma travisato con un passamontagna. Con Nicoletta Rizzetto da piazza Marconi di San Fioro. Nicola, ti restituisco la linea. Grazie a Cristian Arboit anche per questo aggiornamento importante. Dunque proprio una zona non servita da telecamera, un altro elemento ora in mano
agli investigatori, forse è proprio una zona studiata dal bandito di chi ha aggredito Zambon. Adesso torniamo a parlare del Prosecco, o meglio del nuovo episodio dell'ennesima disputa sul Prosecco tra collina e pianura. È guerra tra 200 produttori di Conegliano e Valdobbiadene e l'Associazione Patrimonio UNESCO, e in particolare con la presidente Marina Montedoro. O meglio, l'ennesima polemica di un conflitto che dura oramai da anni, ovvero da quando la DOC del Prosecco fa numeri e relativi guadagni sulle spalle, questo dicono i vignaioli della Diocesi Superiore, di chi si spacca la schiena tra i vitigni eroici. Il tema è sempre lo stesso, ovvero non confondere le 3 denominazioni del vino più venduto al mondo, cosa che invece, secondo i 200 firmatari di una lettera di contestazione nei confronti della Presidente Montedoro, accade sistematicamente. L'ultimo capitolo di questa vicenda riguarderebbe il cammino delle colline del Prosecco, che secondo i 200 firmatari dovrebbe essere meno generico, quindi o Prosecco Conegliano Valdobbiadene o Colline Conegliano Valdobbiadene. Tutto sarebbe scattato tra l'altro dopo la puntualizzazione della Presidente Montedoro relativa all'Associazione UNESCO e al ruolo di promozione di un territorio e non di una denominazione. Per qualcuno potranno sembrare polemiche agostane, ma non certo per i viticoltori, considerando che per un ettaro di Prosecco di pianura i costi massimi di produzione si aggirano sugli 8.500 euro ettaro, mentre per le vigne eroiche si superano anche i 22.000 euro ettaro, una differenza che evidentemente non lascia dubbi. Al via i lavori di bonifica della discarica di Via del Carmine a Concio di Casale sul Sile, che prevedono l'asportazione di 9.400 tonnellate di ceneri. In mattinata la provincia di Treviso insieme al comune di Casale hanno consegnato in via definitiva alla ditta vincitrice della gara di appalto i lavori di rimozione dei materiali presenti nel sito. Un intervento questo che i residenti attendevano da molti anni. Visti gli elevatissimi costi, oltre 1 milione di euro, non verrà ripulita l'intera area, ma per Casale, dice il sindaco Stefania Golisciani, si tratta comunque di un giorno da celebrare. Secondo il cronoprogramma i lavori di smaltimento dovrebbero terminare entro fine gennaio 2024. Torniamo a Treviso per parlare dell'appuntamento benefico che sabato prossimo torna in via Dall'Oro a Treviso. Torna dopo 8 anni, pensate, dopo il periodo del Covid, il pranzo dedicato alle povertà economiche ma anche alle solitudini sociali. L'ho fatto anni fa ed è stata una giornata per me bellissima, appagante, e poi c'è stato il Covid, praticamente non ho più potuto farle e adesso ho voluto ritornare perché per me fare questo mi dà tanta felicità. Era il 19 luglio del 2015 quando Maria si inventò il primo pranzo solidale in Cae de Oro. Una quarantina gli invitati che non potevano permettersi un'uscita al ristorante. Un mezzogiorno che divenne una festa che durò fino a tarda sera. E 8 anni e un Covid dopo, Maria ci riprova sabato prossimo con una nuova tavolata di solidarietà che questa volta toccherà quota 50. Un piccolo esercito che arriverà dalla comunità di Sant'Egidio di via San Nicolò, ma anche da quell'alloggio di piazza Pio X. Tutti sotto questi ombrelloni, lungo una delle calli storiche della città, dove la povertà assoluta si confrontava con la vendita del corpo delle donne nelle case dalle imposte sempre chiuse e dalle lanterne rosse. Oggi i tempi sono radicalmente cambiati e Maria punta con questa iniziativa a far discutere sia sulla povertà economica, ma soprattutto sociale. Troppe persone sono vuote dentro, sottolinea la ristoratrice, che vede ogni giorno crescere i single che mangiano col telefonino davanti, quando invece bisognerebbe sentirsi sempre più comunità. Per questo, oltre al pranzo solidale, Maria raddoppia con una serata aperta a tutti e dedicata al reparto pediatria del Cafoncello. Volevo prendere su dei fondi per questi infermieri e medici dell'ospedale di Treviso che le sue ferie le gestiscono andando in giro per il mondo a curare i bambini malati. La decana della Marca è una delle persone più anziane di tutta Italia, festeggia oggi 108 anni, nonna Clorinda Bortolanza di Castelfranco Veneto, dieta sana e parsimoniosa, un po' di movimento, questa è la ricetta secondo la signora Clorinda per arrivare alla invidiabile età in buone condizioni di salute. Originaria di Cittadella, dove è nata il 23 agosto 1915, di professione insegnante, abita da sempre a Castelfranco e questa sera viene festeggiata, oltre che dalla sua grande famiglia, la figlia Daniele, i nipoti, i pronipoti, anche dal sindaco Stefano Marcon, che le porterà gli auguri della città e domani ve lo racconteremo con le immagini. Adesso invece andiamo nel Bellunese.
E partiamo con la visita lampo, ancorché in attesa ieri mattina del presidente Sergio Mattarella alle 3 cime di Lavaredo. Anticipato da uno stuolo di militari in divisa in borghese, il capo dello Stato è stato accompagnato in auto fino al rifugio Ronze e poi in passeggiata a Lavaredo. Mattarella si trova da qualche giorno in vacanza a Brunico, in una località top secret, e ieri, come aveva fatto qualche giorno prima a Cortina, ha fatto un passaggio ai piedi delle 3 cime di Lavaredo. Massimo il cordone di sicurezza e di privacy attorno al Presidente della Repubblica, al punto che neppure le più alte cariche istituzionali della provincia erano a conoscenza del suo passaggio sulle Dolomiti bellunesi. Si recupererà prossimamente in occasione del 60° anniversario della tragedia del Vajont, quando, come sappiamo, Mattarella sarà a Longarone per le cerimonie commemorative del 9 ottobre 1963. Commozione e incredulità a Belluno per la improvvisa morte di Marzio Papes, detto per tutti Pino. L'uomo è stato trovato senza vita nel tardo pomeriggio di ieri nel suo appartamento che si affaccia sul piazzale del Nevegalla. A stroncargli la vita un infarto. 59 anni, vecchia gloria del rugby di Serie B alla prima metà degli anni 80. Pino Papes era molto conosciuto anche per la sua passione per la musica, è stato cantante del gruppo locale delle Vongole prima che lo sostituisse Stefano Zannantonio. A dare l'allarme ieri pomeriggio è stato un amico che ha immediatamente chiamato il 112, l'arrivo dell'equipe sanitaria dell'Eli Ambulanza nulla ha potuto, purtroppo la data dei funerali non è ancora stata fissata. Gli infermieri di famiglia e di comunità entrano a pieno titolo nel percorso virtuoso avviato dall'ULSS Dolomiti per lo sviluppo dell'assistenza territoriale. Da ottobre 2022 nel Basso Feltrino e poi a Fonzaso, Arsiè, Lamon e Borgo Valbelluna il progetto ha dimostrato che il tema della prossimità è centrale nel bellunese. Una chicca in Veneto, una delle pochissime esperienze avviate per affrontare di petto il tema della prossimità inserita all'interno del noto decreto ministeriale dello scorso anno per lo sviluppo dell'assistenza territoriale. In provincia l'ULSS Dolomiti non ha perso tempo. Il quadro socio-epidemiologico riferisce che un residente su 4 ha più di 65 anni e in questa fascia di età 1 su 15 presenta una condizione di non autosufficienza, mentre la metà degli anziani bellunesi vive in solitudine. In questo contesto, avviare subito il progetto dell'infermiere di comunità è stato un imperativo sin dallo scorso ottobre. L'area feltrina, quella eletta per le prove generali. La fetta che è stata riempita con questa sperimentazione è quella delle persone con condizioni di cronicità o di fragilità che non erano così facilmente raggiunte. L'obiettivo è proprio quello di essere il più inclusivi possibile e di raggiungere tutti coloro che hanno bisogno. 143 le persone prese in carico nel Basso Feltrino, 133 fra Fonzaso, Lamon, Sovramonte e Arsiè, 85 nel comune di Borgo Valbelluna. L'età media 83 anni. I principali problemi rilevati vanno dal rischio cadute e mobilità, polifarmacologia, perdita della memoria, solitudine. Le persone che vengono assistite a casa sono, tra virgolette, molto contente, si sentono seguite, si vedono i loro bisogni ascoltati e vedono che le persone, gli infermieri, i servizi territoriali si prendono in carico delle loro necessità. Una figura fondamentale quella dell'infermiere di famiglia che agevola anche la comunicazione tra l'assistito e i servizi sociali territoriali. Al momento è presto per parlare di indicatori di esito. Per ora si sta testando la tenuta del modello assistenziale che a breve sarà sperimentato anche a Sedico e che in futuro la direzione dell'azienda sanitaria vorrebbe estendere a tutta la provincia. Quindi c'è necessità di cure di prossimità. Il progetto che si è sviluppato in questo territorio è assolutamente all'avanguardia, va in questa direzione. Certo, abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti, nel senso che accanto ai professionisti infermieri che abbiamo messo in campo, abbiamo bisogno della presenza forte, continua e costante della medicina generale, della pediatria di libera scelta, delle assistenti sociali dei comuni e così via, in maniera da far percepire alla popolazione, alla persona, che c'è una squadra di persone attenta a quelli che sono i bisogni sanitari e sociosanitari della stessa. Intanto c'è un altro tema, quello della proliferazione delle zanzare, il rischio è quello della West Nile, e allora anche a causa del caldo umido di questi giorni c'è una proliferazione delle zanzare. Il Comune ha rinnovato la distribuzione del kit contro la diffusione del fastidioso insetto.
Parte domani allo sportello del Servizio Informazioni e Relazioni con il Pubblico di Palazzo Rosso la distribuzione ai cittadini del kit anti-zanzare, perché per debellarne la diffusione serve la collaborazione e l'impegno di tutti. A Belluno non c'è una situazione d'emergenza e le zanzare presenti sul territorio sono la tigre, attiva anche di giorno, e la comune che si presenta dal crepuscolo all'alba. L'iniziativa promossa dal Comune di Belluno grazie alla disponibilità dell'azienda sanitaria che ha fornito in prima battuta una 60 di kit rinnova una campagna che ha l'obiettivo di stimolare il più possibile i cittadini ad effettuare i trattamenti anche nelle aree private per contrastare la proliferazione delle zanzare. Questo kit è costituito da una brochure, nella brochure vengono riportate le principali specie di zanzare alloctone, quindi zanzare che arrivano da paesi extraeuropei, soprattutto paesi asiatici, e poi quindi vengono elencate le varie specie e poi anche le modalità di trattamento, di abbattimento di queste zanzare. Nel kit, oltre alla brochure, i cittadini troveranno anche il blister di pastiglie antilarvali da usare in tombini e caditoie, la scheda per il loro utilizzo e i suggerimenti pratici sui comportamenti da assumere e le attenzioni da avere per evitare la diffusione delle zanzare, oltre alla retina per coprire bidoni e altri contenitori con acqua stagnante. Mettendo sopra i bidoni questa retina blocchiamo l'accesso alle zanzare, quindi le zanzare non andranno più a deporre le uova in prossimità dell'acqua e quindi non ci sarà più la riproduzione. L'acqua non viene trattata in alcun modo e quindi può essere utilizzata tranquillamente per le coltivazioni orticole. Il kit anti-zanzare potrà essere ritirato gratuitamente fino ad esaurimento della disponibilità tutti i giorni, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12, il giovedì anche dalle 15 alle 17. Al momento del ritiro saranno registrati i dati del cittadino per una mappatura precisa della distribuzione. È tutto, grazie per averci seguito, vi lascio al meteo. Arrivederci. Portaci gli oggetti, i mobili, i vestiti che non usi più. Da noi, guadagni. Ex novo mercatino dell'usato. Aperto 7 giorni su 7, via Vicenza 23, Vede Lago. Bentrovati al meteo. L'anticiclone africano occupa stabilmente l'Italia. Arrivano conferme sull'arrivo di una perturbazione capace di rinfrescare. Ma secondo le attuali proiezioni il caldo estremo insisterà fino al weekend del 26 e 27 agosto. Il dettaglio intanto di giovedì 24 agosto. Sul Veneto, come ci mostra la grafica, avremo un ampio soleggiamento con cielo limpido e sgombro da nubi. Clima afoso, il caldo si farà sentire anche di notte con temperature minime che faranno fatica a scendere sotto i 26 gradi, massime che si spingeranno diffusamente sopra la soglia dei 35 gradi con punte di 37 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso tanto sole, cielo in prevalenza sereno. Sui monti nel corso del pomeriggio si avrà qualche annuvolamento. Temperature minime tra 21 e 25 gradi, massime sui 34-36 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà anche in questo caso molto soleggiato, con qualche nube alta innocua. Temperature minime intorno ai 21 gradi, massime sui 35-38 gradi. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto. Arrivederci. Portaci gli oggetti, i mobili, i vestiti che non usi più. Da noi, guadagni. Ex novo mercatino dell'usato. Aperto 7 giorni su 7, via Vicenza 23, Vede Lago.